tutto qua, quante volte voglio dirti? Questo lo sai, dice compagno? No, raga, se mica dico questo vuol dire che mi comoda questo. Se te dice quello, poi su quello che sia finito. Vabbè, ma io se questo, ma io se quello, un cola, forza. Non sta mica a farmi girare l'anima, se. Devo, mettite calmo, papà, mettite calmo. Si mi ha fatto capo mastro, stava al fatto mio, no? Tira un po' contaggi, rifletti. E scavare sempre verso il mezzo, centimetro per centimetro, tutti in circolo. Via, Ugo! Se mette anche a aspettare di riportare in mezzo. Allora, pensa che mi è successo. Ho scelto fuori un tosto. C'è 15 giorni che non serviva più qua dentro per i 4 ossi. Anche stanotte mi sono menato in letto a pensare che adesso ora. Se non c'è asso che l'ultimo tocco di terra, mi certo non stava lì a toccare. E bisogna rassegnarsi a perdere tutta che grazia di Dio. Cosa? Ma che rassegnarsi, morire piuttosto, guarda. E che cada essere, e che cada essere. Se io ti faccio una malattia. Calmo, sta sicuro. Se per io anche se, questo se certo. Speriamo, guarda. E ora figlio? Niente zio, ancora niente. Tanto lavoro, tanto tempo e tanti scai buttare vengo, altro che. Adesso è il momento giusto. Se va per l'eliminazione. Ma dove si scava questo strumento? Io cosa voglio fare, ma? Ma se più di un mese che non si fa altro che robertare i campi sotto sole senza trovare niente. Appunto. E dunque? E dunque un coppio. Se non si è dato da niente fino adesso, non si è detto che andando a scalare non si era riesce a trovare che cosa. Esatto, credimi a me, noi che se meglio mettersi il cuore in pace, noi che se, e mi dispiace, corporoso non mi dispiace. Guarda anche stati che si ridotti chi fuori i campi, pare che sia appena passato, Senti l'Eterno, bisogna proprio che tu dici. Non se ne parla neanche a me fratello. Scusa, quello vuol dire che non si cascava qui, no? Che non si cascava qui. Che non si cascava qui. Poi sono da qui. Dal sangue non vi ho salia mai aspettato. Ma senti quando te ne mandare a chiamare per studiare un libro così grosso sui scavi del cranio di Pompei. E che mi viene a dire che non si cascava qui a me. Ma no, non dicevo mica a te. E mo' Dio non voleva mica offendere te. Perché è un carattere, un cattivo benedetto, da un tocco in base diventa ancora peso. Si te chiama da chiamare sempre chi dà fiducia del Dio. Sì, inutile, certi discorsi non si possono sopportarli. Toccarmi nella mia arte. Io nella mia arte sono come un generale, come Dio. Vuoi dire che un scheletro su un campo non è mica un pioccio su un'erba rossa che forse se noi vede o no? Si vedrà, tranquillo. Ah, se quello che volevamo tutti. La campagna non è ancora stata versata. Credo ancora che il tocco del terra. Ecco là. Ma te sai che l'anche sei prometto quasi pronto, Ecco, questo sia più grosso di tutti. Porco miserabili, storti grandi del prometto e non lì abbandonare che il Tossa che vale 80 milioni. 80 milioni, 100 milioni. Io ga valutare 100 milioni. Se fosse per me, alla saria che tassi ma ora altro che formento. Se per via delle madonna. Ma come? Se non è detto che le sta proprio lì a volere che se scavasse dappertutto, che se sta lì a mettere addosso, sta tarantola qua. Io ne so qualcosa lì, senti adesso. Ormai dicono che sei più speranze e perso per perso. Non che c'è più speranza. Così dice. Ma aumenta ogni metro che si scava. E dice che potrebbe essere figlio di asso a terra del turco. Corretti che dito qua. E non c'era uomo da dire dei morali, ma spiegava Ave Maria dalla mattina alla sera. Se bastasse quello, te dicomi. Sì, ma perché tu diceva che c'era un pezzo anche un po' un semenino. No, dai. Non denigrare i morti. Ciò faccio qua convincermi. Dico, 15 case, non una, 15 senza contare e il tocco del boschetto. Il resto qua terra del turco a se confina, quasi una parola, quasi grande. Come il muro siete, come il muro. E cosa ha trovato il turco qui adesso? Niente di niente. Ma scava che Ma non trova. Ma neanche matrica tengo niente però. Ma neanche che aveva un tocco di terra vergine. Questo è vero. E allora dunque se il turco non va a trovare niente qui adesso non troveremo neanche. E proprio su quel tocco di terra, per eliminazione, non ci scappa. Sì, perché sta tutto qua. È suo dovere di essere. Ah, penso. Goghetti mi era sicuro. Infatti tutta la vita resta fissato con quell'idea. Ciò, e passava passando e faceva del bene a tutti. Giusto lui che affrontava la congregazione di Gesù grande qua in paese. Diceva, quali villani, sul nostro campo dovrebbe sorgere un santuario. Trovatevi il corpo dell'eremita e tutte le mie proprietà saranno vostre. Ecco, sono io, gente di poca fede. E poi, la prova più sicura. Lunedì 10 giugno, ore 11:23. Questa.
Questa la dovevo ritrovare, sì o no? Cosa potevo dirmi davanti a questa, Dio me alza? Sì, ma sì, papà, quel giorno ne pareva di aver trovato chissà cosa. Ma pensa che bene, noi sai che è un tocco di square e niente altro. E chissà che te capito che si sta proprietà dell'eremita. Se avessi non trovato un altro punto, allora sarebbe così. Ma qua, dove è che mi hai detto? Dove è che sei morto? Dove è che te stasse che io? Di chi volta che sia sua della verità, se no? Sì, però è sempre un tocco di square e niente altro. Terracotta e basta. Madonna Benedetta, se potessi sapere con sicurezza. Ecco qua, sti cagasubiti. Lucario, se a studiare, State ascoltando ti pararia di sì. cosa vuol dire questo? Amici, sto parlando di tutta maledettamente inerme. Va bene, sarà sua, basta che non te terapi. E ora siete ancora convinto che avevi visto che sia morto e che sia stato io qua? Ma che se sei morto sono stanca se io no? E in più dovevo trovarsi il vero. E adesso che vorresti abbandonare tutto nel più vero, quando che si continuita che manda solo sotto benedetto frate, che Dio lo guardi in gloria con tutto quello che ne ha fatto tribulare fino adesso. Ma bisogna avere segni nessuno che sul cervello, porca! Ma sì, che te cavarei ragione ti. Non fossi altro per cavarsi sto vagone che non Magari signor, magari va. Scavare sue vigne, sul prometto, raventare i campi per testa su e in quei campi parlare. E se non si trova, cavare da noi. Scavare ancora. Vuole essere che cava Sì, e bisogna farlo sempre fuori. E credere che per forza che sei. bisogna scavare io. Sì, dice Dio scavare. Qua in casa non so più dove stare. Bisogna cavare anche lì a colori a lavorare, hai saputo che ti dica lì. Ciò ti dove vai? Ti interessa? Sicuro che mi interessa. Non vago, non ti vedi sito da vendor? No, sei perché che vedo anche massa bene. Senti Nane, se te credi di continuare a grattarti a panza come che te hai fatto fino adesso, ti avverto che te hai fatto mai i tuoi conti. Neanche a te va. Ah no! Senti cara, è inutile che te fassi tanto il gaetto, perché comino e attacca. Ah, dentro Nane, che una volta l'altra mi ti attaglio ti a lingua, ti attaglio. Dai Nane, invece che andare sbrindo, totti su un baie e vieni darne una mano. Non sai che neanche ammassa dentro. A Sinzie, tutti struccatori a quattro raize, cosa va lui a fare? A farmi prestare i piedi anche a me? Dici piuttosto che non te che ne voglia, ecco tutto. Voglia di lavorare altro che fare, senza le pene sono avanti per un mio. Ma se sei avanti per noi stessi, se si trova l'eremita, bisogna di lavorare. E mi, con scaramanzia, mi alleno già a non partire. Oggi si decide a saltare fuori che attività che si dica. Colpa tua del tempo, colpa tua! Mia! E si massa troppo molegato sei! Ma che vedrai, uno di sti occhi mi metto sul serio e mi dà una rifiata del mente a sodarmi. Devo dimostrare che mi viene di sì, che mi dice il resto.
un anno prima venì, in maniera che possa vivere gli ultimi 365 giorni in santa pace e dopo impara a dire che ti raggiungerò come se avevo tutto lavoro. Perché non ti segnali da quello che ti dici? Fatto sei che qua dentro mangi son da capire il valore della roba e ti manco degli altri. Sempre con che aria da me il tipo, proprio adesso che le casca sulla testa sto popole ma è ora. Lì a Eso giornale. Sì, continua a fare spiritoso, e intanto la roba è va che è un piacere e nessun destadrio con la scusa dell'eremita. Si è finta sta via di tutti gli ieri prima. Destadria? Ciò, stea, fare il proprio interesse te che c'ha in testadia. Roba, anche come topare, una vera cubbia sì. Ma chi sei che cosa dia sta? Chi? Prendete alle mani sopra tutta quella roba. Con il pensiero che gli era da dar da volta il cervello. Il bravo il Vergonovo, col case, il boschetto. Con la campagna del turco. L'ergherà a portar via e sbatterlo fuori. Quel lato d'un campo. Nessun in paese che ne avrebbe avuto tanta. Cosa vero, tanto tempo e tanto lavoro, tutto perso, va. Skate, tempo e lavoro, skate, altro che! E se avare staremo anche a bocca asciutta. Se esiste l'inferno che il boia dunque che ti deve essere là, intero, quanto che gli era lungo, guarda! Colpa che non è occulto. Lui la roba la sa il muso qua. Colpa vostra che devi scavare e che continuai a scavare senza trovare proprio un bel niente. Senteo qua, senteo! Pur vedermi contro e lo difende, Ranta! Vai, anche se non gli era proprio sicuro, doveva farne manco di far tutto quel casotto e dire che gli era, e io lì sotto, e faccio tutta quello che pagare di sora. Giuravo che gli era se per io. Faria che gli tenessi a mai, ma adesso a raccomandarsi, che non vi credeva. C'è di sicuro, chi lo trova sarà padrone di tutta la mia roba. E fa il scombroglio a mettere questa smania addosso alla gente che va a pensare a lavorare, cioè. Ma ancora è tempo perso e saria niente. E il fatto sia che qua dentro più nessuna voglia di fare una madonna. Chi stai a sé un mese che nessuna più voglia di far niente. Non si neanche più e vacche, che le sera è siga dal maico e te che sciopa. Grande pura, sei un mese che sei un rimorchio carico di femi, che nessun pensa di mettere il quarto. Se piove se smarsina tutto. Eso, carte da mie che vai mai ora. Sì, cara, deve essere convinta che il padre eterno ti sia il lungo passamento sarà. Guarda quest'ora, fa tutte queste tragedie e tu a tutti i fatti le vai a fare ancora un bel tocco di essere lì. Siete proprio sicuro? Altro che. Ecco per caso lei che registri del San Piero? Quelli di San Piero. Vai, anche me lo si godrento me parte capisci. Forse salta fuori, il tocco di scuola, va. Faria quindi di sì, che se esse qua non hanno solo a scavare come matti convinti che vedano salta fuori, da un momento pagato. Che ore, che spase mica abbiamo passato. Cosa sta che assenza del tuo cognare, e fare la scoperta? E sa sempre tutto, Iuccio. Dopo tutta sala. Ma che ne costa? Ordine molto cugnate, fa solo Terio. Ma c'è fare la mani a scavare, che comunque non fosse un'ora abbastanza là. Scavare? Sì, scavare. Ancora? Ancora. Avanti. Pare che Ercole, uno di queste mattine, voglia mettere delle mine in quel campo. Ma bisognerà vedere se gli sarà ancora. Adesso continui a scavare. Questo passo scaverà anche il tormento qua. Parisi tutti i suoi bini della strada, Guarda, siete vero, anche il tormento in realtà. Quello bisogna essere ben trovati, tutti quanti, almeno so. Anche se così dopo siete parati tutti a sedere. Ma sì, mamma, non c'era stato che tocco di terra, senti farlo avere dei rimossi. Roba il tempo per quella che sia finita. Ma sì, lascia pur che vada le mengo, le vigne, i morali, il ponaro, anche a casa. Tanto ormai è tutta colpa di quel diavolo di tuo marito che aveva detto aspetta, siete capiti che viene. Basta che uno dica il contrario, Enzo, e il gatta subito e braghe, pagliasso. Un porcanto, saputo che facesse, non ti ho sé. Se no, questa è la canaiata perché te starà senza camisa del tuo cognare e sappiatà qua in casa nostra, lui è soffiaio. Sì, e
pensare che ti si sta proprio via di Euterio lo mandavo a chiamare. Esempio, allora che ne aveva bisogno e si sperava che sto eremita il che fosse, ma adesso non ne serve più. Ecco, dice che sapeva che avesse un carattere compagno. E vuol comandare da far tutto. Erghenette il naso da far tutto. Sfidomi, fai mai mi deve frega baionde per questo che sgiompa la testa l'Euterio. E noi altri fuori mona a cavarghi la fame a che figura porca. Eppure Euterio dice che su gli è regale suo. Neanche al posto in cimitero, pane e squacci. Credo che amici che deve seminare crappo e appetito. Da io visto non sento mai né chi ho. E quello che mi vede, non si gli ha capito che io metta. Cara. È quello che per mantenersi l'oltre sgaglio del Guarda, brutto sporco sasinga. Scusa, il manco se gioca in cosa? Cosa che sia là sotto, che la temo. Ma Maria Santissima, se il manco cercasse povera vacca. responsabile. Ma compenso che può essere di qualsiasi luogo, che potevo vedere che cammina sola, mi posso tante volte, mi viene mal di attaccato. Uffa, non che ne posso più. Per portare la scarta di acqua. Vabbè, prima gli era un'assenza, adesso è 2 al giorno. Guarda, non capisco che schifate da bere tanta acqua. E bevessi solo acqua scetta al mano. Le avverto che da qui in avanti più di 1 al giorno non gliene posso. Ero fantuina, manco aria, perché mi quando pagavi il tuo anni, lavoravo il doppio di te e non avevo neanche il coraggio di versare a bocca. Sì, ma tua mamma era la nonna, non ti niente. Sentila qua sta pisota. Se vuoi sapere come sei stato tutto il tempo, Bettina, Buona mamma, a scavare il cammino. ecco qui, non ti posso mai vedere un microbo in corpo, tutti così, rispettoso di un uomo, se te che si salta fuori il manto. Ah sì, bisogna vedere il papà nell'acqua Roma come una topinara. Tutto un suore. Così e poi sfiga e via spema. E a furia dei pedoni e gli insegna dove piegare a scavare scarpe. Io l'ago, dico io ma finché non l'ho fatto venire su. No, qua bisogna decidersi. Ormai per trovarlo non si trova. Se trova, se non è se trova. Ma che vaga in ora tutti gli eremiti di sto mondo a commisciare da quel fior giuncante covetti e che tutto torna come prima. Perché se Dio che l'hanno che intenzione demo, anche qui che non l'ho fatto saltar fora. Quello lo sa meglio di noi altri che non che sei. Ma con sta scusa si pianta qua in casa nostra e non te lo smuovi più neanche col palanco. Ma decidere se bisogna, una volta per tutte, e che vada fuori dai piedi. E che deve essere proprio l'Euterio a cantarvene. Anzi, sarà meglio che te io dighi chi stia a tuo marito. Non voglio che pensa che sia mio mando via. E guarda, nella mia vita non ho mai comandato niente a nessuno e guarda. Guarda, sveglia tutti a bacchetta, tutti quanti a bacchetta, non a lavorare. Ma no, non voglio, nonna. Cosa sei che non te vuoi disnarucciona? Ma pensa, proprio adesso che siamo sicuri di catarlo. Ma sì, mamma, chi sei che non le dice che sia proprio l'inte che il tocco di terra? Pensano, ma basta poco, un metro e mezzo e può essere uomo. Mamma, non vengo bene ancora una stanza di pazienza. Non ho capito, figure che se lo profittiamo di questa occasione, non lo buttiamo più fuori. E poi usiamo da mangiare neanche la camisa. E se che fosse, basta che perdiamo tutto E stavolta. che sei inutile, mi ha sento. Te prego, non ancora un poco, so che un po'. No! Casomai si tornerà a scavare dopo aver premiato. Secondo round. Via il tempo e via le 2 ore. Lascia capire, quello, quando che il capo mio, là di fuori, torna da nuovo a ribaltare tutto il broio. Insomma, voglio capirla sì o no. Il problema non c'è più quello di trovare il frate, ma di perdere Ercole. Animo su, chiama tuo Mario e cante che fuori dai denti. Oh, dico, a San Tomare sei. Va bene, lo capisco, ma da mi suoi a no, però se te resti qua anche a te. E va bene, resterò anche mia. Bettina, va a dargli la voce da fare, cammina. Cammina. E chi sei che la nuova? Sei sempre mio. Uffa, se sapessi che stufa che sono. Ma che momento? Papà! Papà!
tengo che se vengo un po'. Segare so, manca davanti a nostro Signore segare andare. E potevo fare sicuro, sarò benedetta, sei sempre d'accordo con l'ultimo che dà fornaggio. È tanto importante da vivere fisico anche in questo momento. Ma se devi usarsi a casa, se devi usarsi. Non da retta, papà. Dite in duro che non ha giocato. Sa che lingua in bocca ti sono da voi una salata in te. Ma cosa che Niente, duro. Leuterio, ascoltami mica. Leuterio, guarda, se meglio mettersi fuori in pace, Leuterio, non riesco. Neanche se scavassimo sento aria non salta fuori, Leuterio. Ma si domanda proprio adesso che siamo sull'ultimo tocco. Leuterio, caro, che tocco di terra è? Tira balta dritto e rosso, Dio mai cata niente là. Cosa vuol dire? Sarà più sotto o no? Senti, Leuterio, finché gli era tenere in conto pazienza. Guarda che era solo nel convento, Leuterio. È il lavoro di tutto un anno, il pan di tutto l'inverno. Bisogna andare a cavarsi la soddisfazione di avere furregata dappertutto. Potete essere sicuri? Così dopo potremo scuarsi sul muso pacificamente a memoria di quei vigliacchi che ne hai trovato. Fregare dappertutto, vero? Se tuo fratello tuo nevoto che le pensa così, se Caori a montarti la testa. Ne capisci? Tu disgraziato. Questa così perché adesso torna con E te. perché che lui salta se non salta fuori? Adesso dovrarsi a spese nostre, ecco, o sa che Ma perde. pensate un momento se veramente che forse fare su della isole fa anche Salgaro. Per tutta la vita quel magosso stomaco che sia proprio lì che non si casca va. Ma no, che non Ma si sì, può. ma non mi puoi fare da solo. Sei asciugatemo dove siamo tutti quanti signori. Leuterio, che il tocco di terra è anche stare a balta dritto e rosso tutti gli anni che dico. Ma si fatta scherzi. Quello che basta per sommenare è se fate se più sotto ancora. Al centro di Aperta. Questi discorsi non vengono, qua si tratta d'Ercole. Se non provvediamo questa occasione, Non ne vedremo più fora. Ecco, capio sì o no? Io, te che è una famiglia, te che di fioi e non te puoi pensare di darti da mangiare a tuo fratello e a tutti i suoi. I sui. Sì. Mi pare che esagerei adesso. Oh sì, ma lo sai tutti che in un mese prendrai i conti di un anno ragazzi. Non si rimette un rimedio subito, Leuterio, non si salva più neanche un filo d'erba, caro. Ascoltami, qua bisogna tirare il fiamme, cassa, paraio, dargli aria a tuo fratello. Quello, questo carine, tira con la carne tutti quanti a renego. e cose anche tanto antipatico. Perché dai a mania di comandare. Leuterio, pensa che bene, prima di tutto è a tua famiglia. Quello se resta ancora qua in casa tua e finirà con darte latte anche tu. Ma bevo, dici, te descante, te tira le sue braghe, no? E parole si tira, e questa è casa tua. E ti finisce di far tutti chi sei stia. No, prima voglio vedere la realtà del tocco di terra là e poi vedremo. Vedremo. Ma sì, che provano a dirvi a uno di questi giorni magari gonfiate e poi gana. E il pan? E il formento? Cosa sei che ti mangi d'inverno? Cosa? Poi dico, hai fame, non che sei voglio ancora. E poi se fa racconti che sei venuto di festa. Ah sì? Allora lascia pur che vada a vengo tua moglie. Tu fioi. Sti dottori vecchi. Per un slondron assassino a famiglia. Pronto a tutto. Cosa vuoi da fare? Magari così come che avevo anche podia anche avere ragione. Ma di modo che va a immaginarsi una roba del genere. Che se di momenti che uno non capisce più un accidente. Se si un bambino, Che a lingua. Leuterio, caro, ascoltami, se meglio mandar su sto boccone a Maiora e decidersi, Leuterio. Sì, e subito anche. Però se meglio che stai qua anche a voi altri, intanto che proverò a dirglielo. Vabbè, dai, attinciamo mille Leuterio. Ercole! Ercole! Sei tu! Vieni un attimo qua! Però, guarda, fate vedere a uno, E se affusse manca bene. Ma cosa vuoi mi porca l'udra? Cosa vuoi io? Dai tutto che fuori, se manco mi si ferma tutto. sì, se Leuterio che venga da parlare, se mio marito che venga da dire qualcosa. Sono istanti, cosa che sei? No, senti, se sei con famiglia, con fioi, con delle responsabilità, davanti parla! No, guarda, ragioniamo senza che te agiti, perché, detto, la miseria, se è una gran brutta roba, e che i tempi che corre, sì, voglio dire, chiese sempre delle sorprese, insomma. Senti come te sei estrella. Sorprese? Sorprese? Un momento. Qua una volta a casa non gli era mica, gli era fabbricato un bel gioco a morte di avere messo. Senti,
deciso di non scavare altro e quindi non avevo più bisogno di te. Io, Giusy, senza un schelo di riconoscenza, ecco i provei, ecco il sangue. Credi, mi dispiace doverti parlare così, ma da che da capire che siamo in tanti, gli crisi, gli ricostruzioni e poi vedere i campi sbreganti che a maniera mi sto poi corte. Ti giuro, parecchio, che ti saremo sempre riconoscenti di quello che ti hai fatto, papà. Ma saluto. Se vede proprio che il destino aggappano altri. Euterio, neanche una parola in più. Da sto momento te che perso il tuo avere. Cosa ti dice? Lo l'avevo trovato! Venga che ieri a te che appunto lo io trovo. Tu che ieri tu scavare prima che ne venissi così! Sì, se il Paolo non comprende che tira su un mosso, ma sempre! Su intero, come noi altri, tutti intero! Ma adesso, giù, è al solo, io al solo. Ancora tutti i denti. Guarda quanti Che pianti ti sei? Si vede che adesso è molto solo questo qua, pure in garanzia. Che chissà che bel giovane che sia stato! Cosa sei? Anche il turco! Stesso campo! Ma che ne trovo un calù! Tutto completo! Adesso perché voi qua sarai un più. Niente, tutti, basta! Bisogna mettersi in testa che da qui è commissione che dovrà decidere. Neanche non ne resta altro che aspettare. E per aspettare abbiamo bisogno di tutta la nostra calma. Ciao! Calma! Sei un mese che spendevo con calma, ma mi non vengo più! E cosa potrò fare? Voto che se neghiamo tutti. È inutile, bisogna aspettare e sperare. Spera Dio che vedrai che fine capemo, ma non capisca tutta la camora che ne sta che a carogna del turco a succhiare sotto a quindi a commissione perché gli riconosca il suo e non il nostro. Ma prima che un assassino noi altri vada, questa sei a scopa! E voi sapete- Che via subito! Non schiopetterò, ma 4 cose. Ma cosa voglio iniziare a galera perché il bastardo? Va bene, come che te vuoi ti? Ma il turco che ne sa una più del diavolo e fa del tutto per tirarsi a commissione, dai a sua! Beh, mi pare che finesse non abbiamo ottenuto tutti questi risultati qua insomma Issia. Neanche il suo ni io la riconosco per voi. È su! Sì. Ma che resta dei discorsi per? Come io che riconosco a lungo io buon solo che avevo gli altri? E che se che dice che non sia buon quello del turco e che non che sia matto. O che sia matti tutti loro. Che osso che se trova a scarire a quel campo. E se ogni osso che si trova qui su un osso dell'eremita, sento che razza dei tutti e che servì un parino. Altro che quello lì per tutti. Certo che potrebbe essere uno scheletro Sì, qualunque. è lì pigno. È un scheletro ignoto. Osso che lo fa buono. Ma è Vabbè, se avete così, te stai 1 milione. Incredibile, e qui a dubitare del sole a mezzodì. Ma cosa che io su che a testa mai via? Sei nessuno che deve essere che lei. Sì, che mangia via da qui. Scusa, ma in fondo non è che prove avete? Ma rapporto? E non le prove. E non le prove, Adesso basta. Metti e chiedo che voi parlo con creanza. Sicuro. Anche a me dico che Eleuterio ha ragione. Anche a me dico che qua che vuoi le prove. Ma se che ne sia strega morte. Sì, Che vede ne sia finta voi. Magari che si sta E sono pronto anche a dimostrarvi. Basta che mi
pulsione che il cervello da baglino che avevo. Prima di tutto questo. Ma detto che sai che fuori tu è solita storia della colma. Questa sicuramente è una prova che il diavolo le fulmina tutti. Fino a un certo punto però, dipende da come che si considera. Ma come terracotta e a se terracotta, avremmo giurato anche sul Vangelo. Sì, se tutte le prove sono come quella, te dico, mister. Le square Sì. a che ne avevo tuttavia a settimana. A domenica sottoterra, che proprio mi sia scritto. Ma si teneva i menigi. Sia come maniera si scritto, vuol dire che quando che scritto non era insieme, e la doparava. E se la doparava, Prima o dopo me la metto. E ne sai qualcosa di vero? e se la doparava vuol dire che gli era sua e che gli era, e basta. C'ha ragione, la iera parlò la iera. Oh. Ma vedi, che tra che scheito e altro vivo, questo tocco di square qua, la sana che fosse anche una certa resa. E questo cosa serve a dimostrare? Proprio veramente. Un tizio qualsiasi che la mattina si vedeva una bella square cambiata. E siamo sicuri che il vicino che fosse anche scattoso e pan biscotto. Anche un po' biscotto, perché non so, lo scherzi su robe così importanti, va bene? C'ha ragione, e finiscila delle limonate. Farlo altro caro. E mi unitate così non si va. Dico, ma non vi sarei mica di altre prove. E a posizione? E a posizione? Che posizione? Come non l'avevo ritrovato? Cosa entra la posizione? Giallo, siete io qua faccia molto in giù. Che cosa vuol dire? Vuol dire che già non deve vita, no? Scusa, senta, ma io non capisco proprio niente. Ma chi c'è che si fa lì a sotterrare così degli altri? Neanche uno. Bisogna essere come minimo, non so, un santo o un matto. Matto no, perché in casa nostra non ve ne andiamo mai fa. C'ha ragione, la square, la iera parlò. Mandevo mamma a capire. Ma non avevi ancora capito che la essere così. Ciapando il discorso sotto questo punto di vista, tu puoi darsi. Detto passo qui farlo diventare anche Giuseppe Garibaldi. Ma felice, la che te ci sono come rovinare tutto. E poi era proprio sicura quella che vi insemenisse tutti quanti. I denti. I denti. Cosa entra io? Che mi venisse il savoro. Cosa sei che negato il mio appena che l'avevo visto avanti, ora per te? Sì, è vero, i denti. Sicuro per le cose che capito? Sì, è vero poi. E li aveva e ora? E li aveva? Beh, e ora? Ma poi? Ehi, Un uomo, per avere tutti i denti sani e bianchi, bisogna che non li dopara, no? Mica dico, mica niente. Ma se che aveva tutti i denti sani e bianchi al punto di conservarli come nuovi, vuol dire che c'era uno che digiunava. E perché si digiuna? Tutto più che il male non si era arruato per cosa che si dice. Silenzio in fondo. Se digiuna per penitenza o per voto? E che digiuna per penitenza o per voto non vede chi era Michi se conosci bene la storia saga. Se seppa qui, si di un'aga per mal di stomaco. non frega che ti indossa l'arra. È vero. Vedi, lo diceva sempre prima di morire, che l'eremita non viveva che dell'arte. Mi ricordo. Dunque non masticava. Maria Vergine, guarda le stessa che la conosce. A capire un bacino o altri denti? A stavi bene che non ne capi neanche uno. E che na? Quanti? Due, tre, spamparale, guarda. Due, tre. È ligata. Sì. E tanto per figura lì. Go caro. Capito questo venga li fai ciappare con lo skate. E a me sta bene. Così adesso non avevo più la prova più importante. Tutto per far contenta la nonna. Al manco che cosa che ha reso fin adesso. E qualche carta da mia se salta fuori. Ah, vedomi, cosa che avressimo guadagnato a Sarro là tutto intero. Guarda, si lo riconosce per buon entro poco tempo, lo vengo qui a tocchetti, osso per osso va. Sì, mamma, ma quello che avevo paura se mi sa fa in cosa se l'avremmo già venduto più di 60 dentro. E quasi che devi passare per dentro della vita. Ecco. Tieni, peccato, ne avevo mandato. Come mai, capito? Che non tocchetto a sta parte ma ne così tante testine di vedere? Sì, e te l'avrei anche fatto capire. Sì, no, cara, no.
Ad ogni modo hai questo commercio clandestino. Casomai si vedrà dopo, vanno sempre vengono al minuto come che diceva, otto per otto. E gente per gente. Sì, sì, chi era dentro, voglio vedere qua storia di Ossi come che va a finire. 2 settimane, la via che sei una bellezza, fatta volere. Che sei amica del tuo presente, che sei un topo che a me sta trionfando, per non sei di un piede. Guarda, ma se poteria mettere la tesora di cartelli in strada. Guarda, se non fosse per paura delle tasse, se poteria anche metterlo all'asta. Ehi, così si faria. Ma che t'ha saputo che sia su 4 ore? Che se il governo se ne cose non mai ne ha messo in tassa da vedete qua, ehi, versi a bocca e mostrami la lingua. Guarda che il cavaliere ancora un parlo ai voli, capiti! Parola d'ordine, devi sospendere. E basta. È che non le viene in mente di vendere qualche osso che dopo ne resta scompagnando dalle piede. Signori, come se fa buon dentro una settimana, vengo mi do 4, guarda! Ma te che sei questa in te? Via! Scondi tutto, via tutto, via. Mentre che giornali a scoperti. Permesso! Scopa! Compagna della vostra, alla vera amica La venerabile società di Gerusalemme. Si prega, il re Bertotto a Vos. Sì. Cosa vorrà dire sto Vos? Vuol dire la vostra sorella. Le seguenti decisioni circa l'assegnamento dell'astro dovizia alla data del 24/6 corrente anno. Dai, avanti. Primo, la Sum et Vat Società aveva eletto una speciale commissione presieduta dal dottor Cavaliere Silvano Bertoni. Nodaro Bertoni. Che il palpacciocche! Proprio Bertoni. Secondo, considerati gli scarsi e contraddittori elementi di giudizio finora emersi, la Commissione è pervenuta alla conclusione di non poter identificare nelle spoglie rinvenute dalla vostra tenuta i resti della revista Brunone. Alla mutilata. Terzo, verificandosi il caso che nuovi elementi abbiano denersi, si riserva di riprendere in esame il caso con l'osservanza del dottor Cavaliere Silvano Bertoni. Non che c'è più speranze. È un processo. Se così se mangiamo anche il sole e le scarpe. Pensare che quando ti sei venuto io gagnanca vada. No, figlio, che sai che sei venuto in greche a volte. Sì, cosa che hai visto qui dentro chi era imbriaco in colpi che non stava neanche in piedi. Anche questa è un'idea della nonna. Cosa potevo sapere? Del resto anche Ercole la pensava così. Ma guarda, mica scommetto che quelli che ha fatto apposta a nominare la commissione per guadagnarne la roba. È unica che conviene complicarmi a vita, così resta tutto a chi ha commissione di Gerusalemme. È un bel processo. Sicuro che stiamo tutti in gara a scommissiare che il uso da sorte che il Bertoni va. Mica metteria sul gol chi ha fatto apposta a nominare Bertoni. Chissà che la raggono agli. Ma scusate, ma schiavo. A secolo le passa una domanda. Ma chi era sto Bertoni? È il notaro di qua, un po' segato che ha fatto sferla da mia mamma. Lo spero. Sì, lo sverne in piazza Gregorio. Vabbè, al presidente della commissione. Il signor per più questo caffè ma sei mani che porca di strangioni. E fa così con tutte, è sporco. Dai un po', va anche così. Vai via, con miel sa che trova pampa in suo dentro. Ah, se non si scopa, ti trovi anche il pompanale.
benedetta donna, anche avuto, andate a fare a stare innovare in piazza. E potevo immaginarmi che la Cosa steo, fatti scorrere le sberle, e se finia. Assassini, para tutti, guarda! E turco, questa è la volta che le fa. Se ne era nominato sperme, figurate lo Partire andare in galera, avete sempre la buona vita, ma cosa avete opposto? Se anche un galicina etera come non gli altri. Giusto, Guardo, sei la copala! E cos'è bellissimo! Obbedisco. Vi ho perso la lingua. Penso, è un esercizio che mi riesce sempre più difficile. Lo sape fare. E a lui cosa deve fare? Tu sei una donna che sa il fatto suo. Punto che siamo, che se poche speranze. E se aspettiamo che ne casca il bocone in bocca. Qua non si risolve niente. Ma decidere se bisogna. A mali estremi, estremi rimedi. Ecco, questo è un proverbio che calza a Peneo. Diciamo, perché? Ma sempre presto a dire mettete il cuore in pace. Non si tratta mica di una piavoiata, non si tratta di un patrimonio, si tratta. Mi si potrebbe anche passare tesora su certe robe che in fondo rivai tanto manco. Come capì, no? Fortuna bisogneria essere. Del resto ormai non se resta che io. Bisogneria riuscire a tirarlo dentro. Come capì, no? Certo. Certo che vorrei persona giusta. Vabbè, si intende. Ma non potevo mica né mia né tua. A meno che, dico, non faccia ancora l'offeso. Chi se, Bertoni, ma se sei sempre pronto come in calma primavera, Gio. Non si è mica detto che sia necessario che... come capì, no? Beh, si intende, sa. Per niente non si fiora adesso mare. Che sia disposta. E noi siccome che siamo, ma dai che non saltare a valore della roba. Disio che dica di sì. No. Come no? In principio la tirate no. E ora? E ora andassi fuori a chiamarla, che la deve essere poco distante. Ecco prima se cavevo sto spin. E io sai. Stea, vieni qua un momento, che vostra madre ne vuole. Ecco che a te. È meglio che resti anche a voi. Due lingue le serve meglio di una. Non si sa mai. Maria Vergine, non ve ne posso più. Come se non bastasse, ma è ora di perdere tutto, non mi tocca anche a combattere con i Fioides. Pensavo che senta via così bene prima che saltasse fuori che mi guarda. Te vedi bene anche tia che così non la puoi mica andare. No. No, pensai a Nani e a Tiglio si commette qualche sproposito. Ecco, un bel modo di far coraggio, capito? Se giovani fa presto scaldarsi. E poi guardate che mica neanche tutti i torti sanno. Quando che si ha a che fare con le che robe come il turco, che vuoi portarti via quello che sei tuo? Le volte mi tocco che penso, mi viene lì anche a me da strangolarlo con le mani. Che pensiero di cominciare a tutto. Rinunciare a tutto. Calma e gesso. Sì, uno delle novità, che era sempre una delle nuove. No, stavolta sono d'accordo con amico e Ercolea. Il modo è che saria. Al punto in cui siamo, non ne resta che mandare l'orospo e amen. Invece proprio perché siamo a sto punto, proprio per questo cara. Sì, Cobertoni, presidente della commissione. Ecco.
Bertoni, certo. Oi, Dio! Vai a cara! Il diavolo secco non sei mica così brutto come chi lo pittura. Non mai, che volte. A Pollanca nascere un bel. Dopo quello che è successo. Perché? Cosa che è successo? Non bisogna mica fare le robe più grandi di quello che sei, sai? Tu che non si mica passi. No. No. Bisogna lì andare da giù. Raccomandarsi! Se te credi che basta raccomandarsi. Ma che c'è modo e modo per raccomandarsi. Ecco no, rendetene conto! Ma me ne rendo conto anche Massa, non è possibile! Ma capisci tu sì o no? Che si perde tutto! E che del paradiso là fuori per di essere tutto nostro! Ma potremmo lasciarselo scampare! E il Dio adesso nostro a qualunque costo! Mamma, e l'Euterio? Ah? E nei fiori? Che vergogna, guarda! Vergogna, vergogna e rimorso, dicomi, a far che perda sto po' di fortuna! Perché lo saria tutta quanta roba che vi restato fiori! Anzi, come mamma, è quasi un dovere. Tutto sepolto fra gli altri tre stravalandomani. Pensa che stea, ascoltato mare, che sei più vecchia di ti. Mi guarda, a me sono sempre sacrificata alla famiglia. Cara, ma tu sei una donna del vecchio stampo. Ma come la faccio? Andare là e... Non posso andare, Ma cosa non io capisco? Basta andare là, prometterti, ringausirmi un poco. Guarda, slungare il toe o no, finché non lo riconosce perdon. E dopo poi guarda e troppo belle. Devo dire vedete qui perché te credi che sia facile il mio onore, e a me reputazione? E poi, quattro linguassi che in paese, Tutta invidia e niente altro. Non stava a dargli. Sì, tutti bei discorsi, ma cos'è ora? Non serve perché scrupoli. A sto mondo non conta che schieri. Ciappa su là un sesto di peli. E con la scusa di farmi risaiare. Mi butti dato parolette di scusa, sì, tanto per tastarvi il polso, no? Tu hai le parole di scusa, e dopo? E dopo? E dopo? Sì. Ercole, da vedere se arriva qualche duni. E dopo il sarà lui, è il primo, con Carrevegolo che dà. E ricordate bene, a qualunque costo, che la roba che deve essere nostra. Ercole lo serve che te che conti tutto. E direi che tutto senza Beron e basta. Avanti, muoviti, ma presto. Che con prima che se cademo sto spin meglio se. Ehi, dove via così? Messa così? Mettete al manco il vestito di sera quello della festa, no? Mica passa palotto. Vieni che ti davo un po' di cippia della ventina che sei sul tuo mondego!
Madonna sta visita. Dove ammazzo? Meglio caselle queste, che se tu ti dai in casa tua. Sì, sì, in cosa? Dai. E dei avanti, signore. O se mettete d'accordo, o se no se lo per permesso. No, dopo di voi, anzi dopo del vecchio signore vero. Ma te il gioco si Guarda, questo che io mi vado di fare pure perché mi pago da sorvegliare la vita. Cosa aspetto con gioco in mano? Comunque a guardia a casa. Io qui sul peso mosca del comitato fai comunque quasi. Io non sai così, piedi grandi che non si alza. Dai, lo sentare al mantua. Prego, signor, e se comoda, caro, se La comoda. santa sua madre immagino, vero? veramente non se ne mamma e neanche Santa non la sente. Sì, la mamma della mamma. Ah, è una sì, la santa nonna. Se ti sa che sia santa questa. Che Dio ti benedisca vecchia e savia donna. Non ti conosci ancora casa, dai. Comoda qua. Io mi sento qua e vedrà che ho venuto a fare. Basta che spartimo giusto. E così si cucca tutto società di Gerusalemme, se no, troppo caldo giovanotti, troppo fuoco, mette acqua sul fuoco. Beh, noi altri siamo fatti così e Con questo dico che uomo parla e bestia sigla. E cosa vuole dare dei bestie avanti? Dai, Anne, finisci. Finisci. Allora, veniamo ai nostri affari. Sì. Prima di tutto bisogna dividere le case. Ah, sì. Lui quante seghe che ne vuole? E quante case? Quante seghe? 10 mi pare. Quindese giuste. 15 giuste. Tu quante ne vuoi? Non abbiamo detto metà. Metà del 15 hai avuto segare casa per me, no? Allora come si potrebbe fare? Il nostro Corano dice che per risolvere questione delicata tra due persone bisogna mangiare pomo in due. Pomo, mela, pomo. Ghetto pomo ti... Sì, ma non fai come ingredienza. Ti metti pomo che mi metto coltello. Eccolo qua. Mi taglio e ti scegli. Ecco, prendi quella che vuoi. Prego. Ahmad. Ecco fatto. Venon, Corano che parla. Di 7 case mi 8. Mi pareva che per educazione. Corano Vangelo per un attimo se assemo buserare in questa maniera qua, sa. Male, molto male. Mai il figlio deve fare quello che faccio fare. Se no buone sleppe che non ti ha dato fare. Se l'ha dato sto figlio. Insomma, voglio dare farne prediche che non aveva scatole piene. Non dare mai buone A che dago mi nascare la sua taglia. Impossibile. Mi so ospite se sacro. Insomma, basta Tosia, basta. Lasciamo stare, dai, basta, smetti. Adesso mettiamo che per le case che abbia deciso il coso lì, il Corano. Adesso c'è il boschetto, il vigno, bene, sì, ma stavolta il fumo, dai, io No. Mi te a sorti 9 stari di tenuta del Borgo Nuovo e mi mettegno solo 4 stari di tenuta del Peschiera. Ti vedi bene, stavolta lo sento mi pomo piccolo. mi pare bene. Bravo furbo, così un sentiera peschiera che vai 10 volte di più. Ma non te vedi che vuoi fregarli in tutte le maniere? Male, tutto andrà a patrasso in Bonaro dove poi a primi canta le gaio Caro, ma so buona di cantare a camicia. le gaio anche a te. Ecco che tu che questa E lui qua, scusa del Corano, Se si vede la foto. mica No, vabbè. Che
tutti buoni sì. Allora deciderà la commissione, perché mia fatti con te l'imbroglio, non che meglio! Io sentivo la vecchia santa donna. Non parlo, mi aspetto. Cosa sei che aspetta? De fare accordo. Che ho detto che non si accorda niente qua! Come no? L'avevo deciso, noi altri, l'ho deciso mi e basta! E se io volto sei su. Ha deciso Vecchia Cobraghi, E cosa decide Uomo Cocotto, Vorrò che decida. Non sente che manicomio che sta a casa, tutti comandano, tutti decide, tutti stabilisce e metti in fondo sulle parole. Oh, ma adesso basta. Adesso basta, silenzio tutti. Non deve parlare nessuno, mi parlano soltanto me. Ora... Silenzio, avanti, asitati. ma insomma... Ma finissero di fare il pagliasso! Ho deciso mia e basta! Ma se fate tutto! Qui a Siorse a porta e il pollinare! Che rimettevo tutto! Basta! Vicenti! Ma no, è proprio deficienti, ma parmente se d'accordo su sta roba qua. Avevo ben affari di famiglia cristiana, Sapete cosa che faccio? Ti cosa fatto? Ti cosa faccio? Sei tutto d'accordo? Ma granata di sotto, maschera di uomo. Non puoi andare! E si ricorda bene che noi siamo gente onesti e che non ci lasciamo corrompere! Via! Ma sei... E vaga via subito! Niente, sempre con la nostra mia testa incendiato! Certo che lo altri che lui... Ma deve fare una verada, mi pago, a malacra! Ma forse è meglio! Sì, voglio vedere, mi sappiamo tutto! Sappiamo tutto, voglio vedere... Ti ho detto che non perdevo niente! Cosa che ne sai? E alzare l'esperienza di tutti! Si è dice sta tranquillo, sta tutto tranquillo! Via ieri, ma era così tranquilla e caia! Vieni se passa, è un coso un po'! Non è passato! Guardi, proprio... Cosa che sei stato? Cosa che sei stato? Anche se, con nel baio che mi fa stare. Perché ti ne credi? Basta! È finita! I casi pensa ai fatti tui! Cambiate che mi fanno circa voi! Ma E guarda mica, vieni qua, guarda se maniere questi. Da quanto tempo sei che ne fai amore? Quando che andiamo a scuola? Di quarta elementare. E nessuno si è mai accorto di niente. Non si fa niente di mai e poi si non poi sempre visto in cesto. Come carino insomma, se stai attenti mentre pregavano, io anche, diciamo che io pregavo. Aspetta. Mattino, ti sei il fiolo del tuo. Veramente mi fate già il panese, ma mamma sei da qua. E se battesare che crede mai? E io tu te capi, cosa che hai fatto, cosa dai. Senti, te voglio credere. E che credo anche a Mettosa. Ma per il momento non se ne fa niente. Avevo un morto che ci divide. Mi risolve la questione se ne darà. So, comunque io ringrazio. E adesso poi a cantare. Stavo io che vai anche a domandare che scusa. Per andare a scuola no, però mia teoria come vai una di sicurezza, non si sa mai. Perché se scentro fosse più del tu, penso fa. Un bel matrimonio si potrebbe comprare via E se invece Vediamo un momento. Cosa che semino? I denti. Cosa che la porta via? I denti! Che cosa lì? Ma che cosa?
cagata via gli ultimi due denti, l'ultima prova che avevi lo sta disgraziato. Guarda, e si è disonore di famiglia che si... Hai fatto bene, ti sarei contenta al manco. Guarda in che stato ti devi chiusi trovare fuori. Schifosa. Novità, questi furbi, qui non si alza a pisagare, qui ne metti in te sacco, quanti casevo. E niente, senta, nessuna novità. Scomparsa. Quella vedi come vado a pensare, girare da un mese a sta parte, con la cassetta sotto il braccio, cosa che sarà il saperlo? Ti dico, e a porta sta lassù, e il cammin che fuma, e nessun che metta fuori il naso. Ma che devo combinare che il costo dell'uomo? Via una settimana fa e appariva la giostra. Da 2 giorni a sta parte si ferma tutto. Vi avevo detto, era meglio mettersi d'accordo col tutto. Ti e sua nonna che vi rovina tutto. Se sta Bettina che vi ha rovinato tutto. Mie sua nonna che le nostre buone non sono per mandarlo a Ramengo. Che era tu? Somi. Te sentite, però e ogni sera, temo tutti quanti. Se da stamattina ai 5 che monto le guardia. E se una settimana che faccio sta vita qua. Lu, cos'è ora? E dai a coda e chi si è visto, si è visto. Avanti mas, che detto turno, no? Avanti il gaito, che detto turno? Dimmi la mia fuori proprio in sto momento, Fiori, agì se sa amica Giacoe, avanti, via. Avanti! Cambio della guardia, agli ordini, signor generale. Oh, ma ricordava che mi monto qui e diede e dopo in libera uscita. Ma cosa? Adesso sta 4 ore. Sì, ma era fresco prima, adesso era un caldo che ti incandisse. E poi che delle altro da fare. Avevo i denti di ieri sera a finire di rimare. A quelli che penso io. Però, pensando che se in casino generale che potrei montare un poco a guardia. Corri, va Se via! è in stato di emergenza bisogna sacrificare tutti. Fermo, Vorrei sapere qualcosa che ti tieni a mai scassare. Perché è proibito dal governo teneremo in stasera? No, ma se da quando che so qua che te tengo di oggi e non ti hai mai tira fuori. Ho freddo una gamba. Perché tengo in casa, va bene? E la freddo una gamba, di agosto. Mico freddo di agosto. Che merito che deve il freddo di gennaio. Tira fuori chiamata a scassare. No, ma sguasso di prima te che la sapevo. A te ho detto tira fuori chiamata a scassare. Lascia andare, se no ne scappa. Penso sentito che hai detto il giro generale. Insomma, fuori i denti. Qua fiacca. Graziava da una volta all'altra, hai occhito un albero che fa soscuare tutte le bue che ha. Sto disgraziato che hai scarsè piene di denti e va a vendere in giro di qua e di là. Gli altri dopo le notte in un denti e di giorno va a vendere mica il disgraziato. Uno manco ormai. E nessuno, non si muove nessuno. Maledetti. E anche scritta. Qui se io tra mangiare qualcosa contro un altro, mi ti ho godito. Fino a una settimana fa parecchi che avesse tutti il morbido, dopo si ferma tutto. Giri il paese, carte boate, nosari, avvocati, e dopo basta. Quindi io avevo detto, bisognava montare le guardie anche di notte, no? No, ti va a forza, no? Ma sì che è così. Ma che avevi una porta segreta, no? Non ti avevo detto, maledetti, guarda. Grazie. Dopo. Gliene parlo anche sul giornale. Quella meraviglia che la sia di va prima, non si. E i lettori anche in giro. Sì. Il paesino sapeva fare. No. Davanti alla bottega del peccato, a vedere tutto che si aumentava perché aveva sbagliato a scrivere il suo nome. È tutto. E tutto. Il paese. Mezz'ora fa. Davanti al beccato. Davanti al peccato. Guardi gli altarini e testine da vedere o no? E c'era la sua solita cassetta sotto il braccio. Cassetta? La cassetta. Sì, sicuro. No, altro te, io oggi mi serve. Ah, niente, qua bisogna agire, sa. Qua bisogna agire. Cosa io? Non è te
sì, e oggi vede meglio le 4, avanti, che tempo aperto. Guardiamo. Comunicazione generale. E ora, sempre a che punto, anche a peso. Guarda che così non si può più avanti, Non devo, ma mi non so, fate valere la stanta. Sempre mese parole, che non dipende da lui, che farà il possibile, che farà di tutto. E vedrai che quello ne ha sentito, effetto è quello. Quello è il birbo di tutti quanti messi insieme, a tutti voi. E dopo, mamma, se massa pericoloso, pensate se se ne incorge qualche d'un degli uomini in casa. Figurate se ne incorge in anni, non penso naturale. Bisogna che lo che pensa, guarda, bisogna che lo che pensa e anche. E dopo, un'altra roba. Esita il corso paradia. E non capisco, guarda. Niente di preciso per quello, ma stamattina posso andare, non gli era in casa. Non ti aspettava, Figurati ti far mancare mia guarda cercare di mandarmi qualcosa a donna che sei in casa, poi le robe su un lucchetti in via lingua. La roba so di sicuro che stamattina Cristo, giorni qui a commissione, se sei data a lui. ma sei tu sicura? So sicura, sì, so sicura. E poi, e dopo, l'usi da via colori. Sì, io Brutto disgraziato. Poi te. Ami, che razza di arnesi in testa. Nis. non sappiamo l'interno. Tanto per intendersi. E se lui ti va finta a non capire, so tutto. Tutto cosa? Tutto. Sì, ho capito, dite che voglio fare i soliti quattro ciacco e mi non ho nessuna intenzione di stare ad ascoltare, che non altre fai a testa. Dico, non attacca mica sa. E non credete farle diventare il ballo del paese perché se poi in casa soccorrere certe robe non sono disposto a andare solo certi costi. Oh, ma adesso cambia. Adesso cambia. Se posso vedere lì che sto. Sento bambina. Ma Eugenio! Ecco che sei Eugenio che tegna. Sono un altro. Ti vedo. Si fa un'idea sbagliata come io. Perché sono più vecchio di te, perché sono buono. Ti te credi che sia anche macaco. E invece no. Sono uomo del ferro. Chi non te ne conosci ancora? Ma ti è venuti trovato, ciò? Sono mai stato tanto savio come un co, perché se ne sa ancora, cara signora. Succhioia, si intende con Nolaro Bertoni, e dico si intende per non dire delle parole sporche. Tutte le mattine che va, da una settimana e poi fresco anche. Sa, tutti compagni gli uomini, tutti macachi, sempre pronti a beversi le baie e con la gente invidiosa e a buttar fango sopra le sodone. Eccola, scusate, che marine queste. Ma che fango e fango! Fango sì che sono di via il coio, altro che vai! E non mi veniva mica a dire per caso che va a dire il rosario, vero? Disgraziata, sì, avere il muso rotto di venire a disonorare la mia creatura, insegnando a sapere come che te robe, se insegnando a domandarsi il perché. Disgraziato e anche stupido. Sabia che ti sono una cosa anch'io, eh? Non stavi via a tirare, sapendo che sabia essere qui. Ma passa un despaio quando rendo passo. Ma che non avevo detto che cosa che se ne guadagna vuoi fare del bene a sacrificarsi per la famiglia. Incosciente. Sì, a sacrificarsi per la famiglia. Sei inutile che mi dici tutte cose, tanto se credi di farne una chi sbagliata stavolta. Per sbagliare, mi viene fuori a scombrigare. Eccolo qua, eccolo qua. Sono serio. Lui lo puoi dire. Che mai ha fatto sta povera creatura? Così. Avevo detto che gli era permaioso. Permaioso sì. E capiti giusto a proposito. Senti che ti sei a parlare e giudica. Mio ieri. Si intende un comportamento di sé e non d'altro. È come se questo non bastasse, non avrei neanche il diritto di lamentarmi. Mi si dice che ho vinto, che manco di rispetto, che ho torto e ciaparnia. Chi si dice che ti sei messo a fratello? Dici! Tortissimo! 100.000 volte torto! Dile Eugenio, devi sempre torto, sempre tu! Questo sì che è un uomo ragione. Ti capisco che ti senti di mettere pace, ma per tutto inutile. Mi sono certe robe non transigo. Quello che si è deciso, caro mio. Adesso lascia
neanche ottuso. Bisogna proprio che ti dica qualche verità. Dico, ma te metti con cattiva adesso? Da Bertoni che sei andato, sì o no? Sicuro che sono andai con questo? E con questo? E con questo mi so ben come. Questa è un'ipotesi, no? Questa è un'ipotesi. Dite che c'hanno ipotesi. E mica che c'hanno corni. Io voglio. Io sono sempre stata una persona non nata in paese. Ma nessuno magari due in trio e spai. Sempre lavorare come un campo alla mia famiglia. Mi sono sempre sacrificato e questo non me lo merito. E non mi ha lasciato passare. Vedete che ne lascia passare tante. Tutto sì. Ma vengo no. In questione se lo fare. Ancora non lo so. Ma qualcosa che voglio fare. Una soddisfazione voglio cavare. Meglio che te metti quieto che ti affinisci di far ridere la gente. Senta stia, Certi discorsi no, Certi discorsi no perché non rispondo più di me, non rispondo. Cosa? Anche le mani adesso! Tutto le mani, caporaggio! Tutto, tutto! Insomma, ti che decidi tanto, ti che te pretesti di giudicare la gente. Ti sento domandare per il motivo per questo che se n'ha. Ti sento domandare, ragione. Per una ragione, bastante la che se n'ha e basta. Non basta, proprio niente. C'è che si andare, non conta niente. Non conta niente, non conta. Ecco, guardate come fa sedere, semplice visita di convenienza. 4 ciacche senza importanza. E il resto? Bisogna vedere per questo che se n'ha. Io scopo che non mi giustifica. Se bisogna andare per vizio, se bisogna andare per non so, per bisogno. Allora sarebbe il primo a dirti, Euterio, colpisco. Ma fammi un piacere, non sta a venire a parlare di fisi. Allora, secondo te qualcosa che sia andato? Tu sei così stupido che non riesci neanche a immaginarselo. Ma non ti capisci, no? Che solamente Bertoni che aveva la possibilità di farmi riconoscere. Cosa vuoi che capisca che lì le sette robe? Va bene. Neanche se è andato per sto motivo. Ma è che sei andato. E per me se questo è quello che conta. Anche sì, ti dunque te l'avresti preferito avere per tutta la vita sto rimorso di aver privato Fiori di sto popò di fortuna. Egoista e snaturato. E bisogna che ti dica anche questo. Un'altra roba più importante ancora. Se dovevi essere te, se ti eri un uomo della famiglia a mandarla a far primo caldo d'acqua. Abbiamo visto fin qua che bello risultato che hai voluto. Questo lo conto. Allora di Moro, bene coscienza tranquilla di aver tentato tutto così. Questo era il nostro primo dovere, no? Non di fare manco sta lì perché che non le puoi capire certe delicatesse. Delicatesse sì. No, neanche delicatesse. Sacrificio. Sacrificio bevo e sfido qualsiasi altro da Renato. Grazie tante te parli chi, perché non ti sia mai posto, perché non ti senti il marito, mi salterà per le mani su e ne solo. Che sei da sola persone tanto più importanti. Io sarà abituato. E ti no? E mi no, è questione di carattere. Mi non capisci impuntarsi su sacchi di aurale. Per Dio neanche che fossimo in Sicilia. Potevi manco dirmi qualcosa anche a me, consigliarmi anche a come l'ho potuto. Questa sia la parola giusta che ti ho detto, l'unica. Se poteva anche dirti a te, ma va a pensare tutte. E vabbè, Eleuterio, qui, allora ammetto, caro, avevo fatto male, non dirti niente. Ti domando perdono e anche, possiamo che non ti ho detto niente perché non volevo che te ne dessi per male, Eleuterio. E non volevo neanche star lì proprio a angustiarti con queste robe qua. Andemo, poratosa, cosa ha avuto le più? Insomma, anche a me che avevo il diritto di sapere, di dire a mia. Cagami a essere sempre l'ultimo misto sta casa a sapere le robe. Mi sento che non credeva mai che ti riesci così tanto la tua dignità. Che sto voluto fare? Sono fatto così. Sei re sangue, congratulazioni. E con ste monade che abbiamo perso tutta la mattina per... Rovinato, definitivamente rovinato. Definitivamente, Lo visti mica
in cui me oggi dodi a commissione e il notaro Bertoni andare dal turco adesso. Dodi a commissione? Dodi a commissione. E anche il notaro. E anche il notaro Bertoni. E che avevi che cosa in mano? In mano, un po' basare, andiamo su però essere opportuno di cavolo. Che busta sai, io sempre le assunzioni e Ma qua è un soluzione, ma qua è un problema, ormai le giano come soe, io vi dico il soe così, mi sei data il turco e a roba che tocca a lui. Ma non sei E a possibile! data che se ne ascoltavano gli altri, adesso cavalissimo è a metà. Un momento, può darsi che si tratta di un altro Sì, ma noi sarebbe venivano gli altri ma primi, come l'altra volta. È vero anche questo! Cosa che voi fate non andrete mai a partirarci addosso tutta sta maiora. Dopo tanti e tanti sacrifici! Tutti e tre in via, va! Tutti assassini, guarda! Delinquenti! Di I degli fuori io! Come sai che stasera sei là? Ehi, ancora questa sai, Sì, sicuro che io sto così sotto il braccio. Ehi, voi mi venite da Dalle avanti! Mamma, i Non sta fermo adesso! 10, su famiglia 7 parla tutto. Ehi, anche uno! Prego, cavaliere! Permesso. Buongiorno. No, grazie, solo 2 minuti per un breve accertamento, onde definire se sarà possibile questa spinosa contestazione. Si senta? Viva un poco! Forza di gomito, forza di gomito! Sta guardi! No, grazie. Dunque, con postilla della circolare inviatavi data 25 dello scorso mese, la società di Gerusalemme si riservava il diritto, e più precisamente il dovere, vero signora? Il dovere dei confronti del povero defunto testatore, l'eletta anima del compianto Archimede Coeti Corazzo. Si riservava il diritto, dicevo, qualora fossero emersi nuovi elementi, di tornare ad esaminare il caso che ne ha così parecchio da fare in queste settimane. Perché adesso dice... Precisamente. Adesso siamo in possesso di certe indicazioni circostanziate e minuziose riguardanti soprattutto, diremo così, certe particolarità anatomiche del Dio uomo vissuto in antico in questa terra così benedetta da Dio. Scusa cavaliere, perché dico particolarità Anatomiche, sì. roba veloce. Una, in modo particolare, importantissima, si riferisce, dirò così, al tenore di vita di questo religioso, verificatosi questa piccola particolarità anatomica, vero signore, che non è proprio piccola, se podría emitere un giudizio possibilmente esatto. che sarebbe? Beh, questo non vi potremo comunicare fino ad accertamento esperito. Sì, assolutamente esperito. Sì. Cavaliere, è chiaro, lui al bara e stare come da tutti i casi suoi. E sparisce quando te vuole. No, voglio dire esperito. Voglio dire sì, a procedura. A procedura. Allora, se permettete. Stia, accompagnalo no il cavaliere. Oh no, non serve che la signora si disturba adesso. Anzi, che riesassi compiere il sopralluogo noi altri 2 della commissione. Basta. Cavaliere, da sta parte, guarda, che avevo eretto anche a capella. Dimostrare più sensibilità del vostro concorrente. Questo vi fa onore il vostro concorrente, se che avessi da vedere. E lo gastruca come la cassetta dentro una sardella. Non capivo cosa che vuoi dirmi. Io gastruca dentro una cassetta come una sardella. Se poi anche sbagliate. L'emozione di entrare dentro qua. A me vuoi fare una domanda precisa? A vuoi domandare che dove si stanca qua? Sempre se può, si stanca dal nostro concorrente il cosiddetto turco. Esattamente. Sempre la stessa. Esattamente per la stessa permessa. Ma un momento, no?
dovremmo verificare questo piccolo particolare, semplicemente se corrisponde a dentatura e basta. Come questo è poco, gliela più gli altri. E non ne resta che darvi comunicazione da tutti. Basta che se ne spiegano! Un po' dare un oggetto a vedere E se esclusivo sì. Io sempre così scalmanea. Così abituato. Beh, adesso basta, trasevo che tutti e siamo davanti e nodaro. Grazie, signora. Prego, nodaro. In seguito al ritrovamento di un prezioso documento manoscritto negli archivi qua della parrocchia, vero signora? E del quale adesso forse non sia il caso che ne dà la lettura integrale, stante che se l'è dato in una lingua che ritengo a voi altri peraltro molto poco familiare. Voglio dire, signora, vero, quel latino volgare che usava se per documenti si fa in cronaca durante i secoli che decorre dal XII al X. E vada avanti, nodaro. Grazie, signora. Prego. Sia, vero. Cosa vuoi? E fa quel che si vuole. Questo palinsesto, vero, Sì. che si chiama palinsesto, un tipo di documento di tal genere, e parla appunto di un giovane eremita chiamato Brunone, ritiratosi da ste bande per far vita di eremitaggio. Dunque, il predetto Brunone, onde non dover soccombere agli allettamenti del senso della gola, che mangiava tanto, il quale era particolarmente incontinente, come si dice, e per divina ispirazione che ha deciso di farsi eremita. E letteralmente, come che c'è scritto qua, vede, Sì, sì. magno con, che vuol dire con grande tormento, si strappò tutti i denti, quos maxime che aveva solidissimi, a edificazione di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Scusa cavaliere, e se ha cavato i denti Testuale, voglio che lesa tutto. No, per carità. Ma è ora, è la fatta venuta senza venti. E de modo che Concludo. Dagli accertamenti testè esperiti sui resti umani detenuti dal vostro concorrente, devesi escludere trattarsi del religioso in causa, stante che quei resti presenta tuttora la bellezza di 13 denti. Massa! I vostri, al contrario, poi ora mi assicurai che siano restati nello stesso stato in cui lo ritrovate. Cavaliere, io potevo girare davanti a mia casa, avevo sempre tenuto che la Come un fiore che si sente, signore, come un fiore. I vostri, appunto, al contrario, presenta il requisito anatomico sopraddetto, voglio dire l'assenza totale. Dunque, considerando che una delle due spoglie è ormai fuori contestazione, che il vostro fondo è proprio nell'area indicata al povero defunto Covetti, vero signora? Il defunto Covetti come luogo di residenza e di penitenza del Romito, dovremmo considerare gli elementi del prova soddisfacenti, vero?
e assegnare a voi altri la proprietà del Borgo Nuovo con annessi e connessi, del quale va provvisoriamente goduto l'usufrutto la società di Gerusalemme, secondo le disposizioni del testatore. Una firma. Sì, sì, cavaliere. E ora, cavaliere, l'eredità è nostra. Esatto. Ma tanto che vuoi... Ma è ora! Fateci passare domande allo studio per firmare gli altri atti. Se superfluo che vi ricorda, è vero che da questo momento in avanti le misere spoglie passano in proprietà e custodia della società di Gerusalemme. È sempre che non dimentichiamo. Parla almeno. Io non ho parole. Mi immagino. Io porti via subito o io in cartella? Sarà la società di Gerusalemme a compiere con la dovuta solennità la traslazione delle spoglie. Sarà una festa magnifica. E fai anche i fogli a Ma no, di giorno però, di sera. Allora mi veasso considerare i festeggiamenti che vuole fare. Grazie, cavaliere. Complimenti a tutti e arrivederci. Arrivederci, signor cavaliere. Ecco, io non so come ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me. Ma cosa dice? È stato un piacere, anzi. Ti capite, a una regina ottima nel vostro grogo. Oh, quest'anno sta un'annata d'oro. Volia averne qualche quintale comprando, si intende, qua in settembre. Cavaliere, sarà mia premura di portarla proprio fino a casa. Anzi no, provvederà mia moglie. Mia, che si sta pagando anticipatamente. Ma cosa dite? Mo via che lo sapeva Capusi. Vergognate! Cosa dice le orazioni? Non si giacola!